tutti un ben arrivati e un ben ritrovati. Dopo tanti mesi finalmente piano piano si comincia a riprendere una socialità di cui eravamo abituati a sperimentare, non dico tutte le settimane, ma quasi, almeno come circolo culturale. E sono molto felice perché questa sera ci saranno un sacco di sorprese. Il benvenuto è stato aperto dalla scuola di danza con le nostre artiste, le ballerine, che ci hanno ballato su musica di Louis Armstrong da una pièce di Tina Bausch, nel Terline, ovvero movimenti che richiamano le 4 stagioni. E con le 4 stagioni, quindi con il compimento di un anno, noi andiamo in realtà a chiudere un percorso ma iniziarne uno molto più ampio. E dopo 28 anni del circolo culturale e dopo più di 120 meridiane sparse lungo il nostro territorio, finalmente abbiamo la nuova guida di cui poi parleranno i nostri ospiti. Io inizio dando la parola al nostro sindaco, nonché a un amico del circolo e socio fondatore, Andrea Bellavite, per il suo intervento. A voi buona serata. Grazie, buonasera a tutte e a tutti così numerosi a questa bella serata. Aurelio mi ha assegnato un titolo che mi piace molto e quindi volevo condividere con voi alcune riflessioni così che sono maturate dentro di me anche nel corso di questi più di 5 anni trascorsi ad Aiello. Parliamo cioè di quali sono le caratteristiche di un possibile turismo che in qualche modo sia in grado di valorizzare le caratteristiche specifiche di questo territorio. Allora io partirei da un'analisi, così, tentativo di analisi sociologica della situazione di questi nostri paesi, non solo Aiello e Ioannis, ma anche un po' i paesi del territorio della Bassa Friulana ex austriaca, dove c'è ancora un forte senso della tradizione, quindi c'è un legame con un passato dal quale molto spesso si ricavano ancora delle prospettive positive, costruttive. Tanto mi sentite lo stesso. Pronto? Mi sentite? Sì. Quindi da una parte c'è questa dimensione di un legame con la storia del passato che vorrebbe o tenta o tende a rimanere come riferimento positivo, costruttivo. Dall'altra parte non viviamo fuori dal mondo, non sono territori isole felici o chiuse da alte muraglie, si vive nell'epoca della modernità e della postmodernità. E quindi, a mio personale parere, la questione fondamentale non può che essere quella culturale, cioè la cultura, ovvero, intendo con questa parola, la visione che si ha del mondo, la visione che si ha del futuro, la visione che si ha delle nostre comunità. E, secondo me, il punto chiave per queste comunità è la cultura in un tempo di transizione, cioè in un tempo in cui si sta piano piano maturando il passaggio da un'epoca essenzialmente legata alla relazione con la terra, con il ciclo naturale dell'anno, dei giorni, ad un'altra epoca nella quale invece tendenzialmente si perdono tanti punti di riferimento stabili, ma si ha una maggior libertà di movimento, sia del proprio pensiero, sia dello stesso movimento fisico. Quindi questa transizione non è indolore e si vede, si sente, si percepisce soprattutto nei rapporti generazionali tra nonni e genitori, tra genitori e figli, tra nonni e figli, cioè è come se chi viene dopo viva in un mondo completamente diverso rispetto a quello vissuto dai propri avi, che non avevano internet, non avevano l'informatica,
non avevano la possibilità di collegarsi con tutto il mondo, non avevano la possibilità di vedere persone migrare di giorno in giorno dentro le nostre comunità. Scusate questa ampia premessa, ma adesso vado al punto. Credo che la situazione di Aiello renda possibile proprio realizzare una visione non solo culturale, ma di conseguenza anche turistica, proprio dentro questo quadro culturale. Perché? Perché ad Aiello si è sviluppato da un po' di tempo un percorso di riscoperta del rapporto con lo spazio e con il tempo che era di un tempo che fu. Per esempio, il brand Paese delle Meridiane, che ha avuto un gran successo e per me è diventato importantissimo, non perché Aiello abbia soltanto le Meridiane, perché Aiello ha tantissime altre cose meravigliose, ma perché attraverso il brand Paese delle Meridiane, di cui si parla ormai in tutta Europa, si ha la possibilità di venire ad Aiello per le Meridiane e poi scoprire che c'è il più grande museo della civiltà contadina in Italia. Presidente che lo ha voluto con tutto il cuore e lo ha collocato proprio in questo territorio, l'avvocato Formentini che saluto. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo un luogo in cui passano i cammini, passa il cammino celeste, passa la via Postumia, cioè un altro modo di fare turismo attraverso il camminare invece che andare con la corriera, con l'aeroplano o con il treno. Passa per di qua, pochi chilometri, la ciclovia, una delle più importanti d'Europa, la ciclovia dell'Alpe Adria. Adesso, insieme ai paesi limitrofi, siamo riusciti ad avere un grande finanziamento per creare una rete di ciclabili che collegheranno Palmanova ed Aquileia come alternativa all'Alpe Adria, rendendo possibile quindi la conoscenza maggiore di questi territori. Ci sono le risorgive, una natura spesso incontaminata e via dicendo. Cioè, da una parte abbiamo la possibilità di riscoprire la bellezza dello spazio e del tempo di una volta attraverso i cammini, attraverso la civiltà contadina, attraverso la bicicletta, il rapporto con l'aria aperta, le chiesette con gli affreschi rinascimentali e via dicendo. Dall'altra parte abbiamo una tipica espressione della modernità e della postmodernità, ovvero l'outlet di Palmanova, che è sul nostro territorio. Ora io vi do una cifra che vi farà rabbrividire. Sapete, prima della pandemia, quante persone passavano all'outlet di Palmanova, che per chi non lo sapesse è sul territorio del comune di Aiello? 2 milioni. Cioè, per Aiello ogni anno transitano 2 milioni di persone. E chi le vede? Nessuno, perché vanno all'outlet. Ma vi rendete conto che se una persona su 100 che va all'outlet, invece di mangiarsi il tramezzino fa un giro per i nostri paesi, non solo Aiello, Ioanna, Visco, San Vito, Campolongo, Capogliano, eccetera, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che 20.000 persone all'anno verrebbero in questo territorio, gusterebbero la qualità della nostra enogastronomia, si guarderebbero in giro e riscoprirebbero, dopo essere andati in questi templi del consumismo che sono i centri commerciali, si renderebbe conto che esiste anche un altro modo di affrontare il tempo, la storia e la vita. Allora, dentro tutto questo tipo di realtà, e vado a concludere, io credo che in una realtà come Aiello sia possibile programmare una visione culturale che passi attraverso un turismo capace di valorizzare le meravigliose cose del passato che ci rimandano però ad un presente, proiettandoci verso un futuro anche dal punto di vista sociale, perché sarebbe bellissimo se si investisse sulla possibilità di far sì che i nostri anziani della casa di riposo possano, quelli che se lo sentono, quelli che lo vogliono, diventare delle guide. E chi cammina la prima tappa del cammino celeste, parte da Aquileia, arriva qua verso mezzogiorno, molti vanno poi fino a Cormoso, ma tanti si fermano qua e tutto il pomeriggio cosa fanno? Per fortuna c'è Aurelio che li porta a visitare le meridiane, ma sarebbe bello se ci fosse una scuola che possa insegnare ai nostri ragazzi, alle persone anziane, agli ospiti di questo meraviglioso luogo che è il centro diurno del Novacco o di Casa Teresa o via dicendo, insegnare a loro a fare le guide,
e a raccontare, l'anziano in casa di riposo che racconta al turista a piedi che si sta facendo il cammino celeste com'è questo paese, come lui l'ha vissuto, com'è la sua storia, e si sente così valorizzato, diventa protagonista. Quindi capite che un ritorno ad una cultura che fondi un turismo a piedi e in bicicletta, ma che non escluda anche chi viene per altri motivi, può diventare il fondamento di un'attività produttiva, di creazione di nuovi posti di lavoro, di un rilancio della vita anche economica del territorio e anche una valorizzazione forte di quella dimensione sociale di quelle che persone che tante volte rischiano di essere un po' marginalizzate dallo scorrere di questo tempo frenetico che invece è il nostro tempo in cui viviamo. Grazie. Come sempre fai diventare possibile anche le cose più impossibili. E adesso chiamo invece il nostro reverendo Don Federico, che ci parlerà della spiritualità del tempo. Buonasera a tutti, io mi sento molto a disagio nel parlare questa sera, soprattutto per i nomi che avete visto sulle locandine. Ringrazio chi mi ha invitato per fare questa, spero, riflessione che ci possa aiutare entrambi. Il tema non è tra i più facili, allora ho cercato di vedere da chi si può partire e mi è venuto in mente, visto che sono un prete, un sacerdote, di andare a scomodare niente poco di meno che un certo Agostino, un Sant'Agostino, che si pone una domanda, no? Soprattutto dopo aver letto il libro della Genesi, primo libro della Bibbia, inizia con il racconto della creazione, che è scandito da una frase: e fu sera e fu mattina, primo giorno, e fu sera e fu mattino, secondo giorno, fino ad arrivare al termine della creazione. Agostino non si fa una domanda ex novo, si chiede quello che già si chiedevano anche i filosofi greci, i filosofi antichi: che cos'è il tempo? Che cosa facesse Dio prima di quel momento? Prima di iniziare a creare il cielo, la terra, le stelle, la luna, eccetera. Un racconto che sappiamo non si è avverato così come lo troviamo scritto, perché l'evoluzione ha impiegato milioni di anni, però può essere bello pensare a questa mente che crea, che dà impulso. Che cosa fa Dio prima di quel momento? È una domanda che forse noi non ci siamo mai posti, ma che dà molta agitazione ad Agostino, tanto che nelle Confessioni, in quest'opera che lui scrive, dove racconta un po' di tutta la sua vicenda, del suo trascorso, della sua conversione, dedica un libro, l'11° proprio a questo tema. Ma ripeto, era già iniziato con i filosofi precedenti. Non so se avete mai visto il cartone animato Pollo. Nessuno di voi l'ha mai visto? Ecco, dove c'era questa piccola bambina che sognava di diventare una dea, che combinava tante marachelle e il tempo veniva trascorso nelle liti tra le varie divinità, nel fare gli scherzi, eccetera. Sant'Agostino logicamente si pone una domanda un po' più seria di come veniva raccontato nel cartone animato che ho appena citato. Lui dice che il tempo in pratica non esiste. Direte, come non esiste il tempo? Non esiste non perché non ce l'abbiamo come pensiamo noi oggi. Difatti diciamo spesso ci manca il tempo. Non abbiamo tempo per
andare a trovare un amico per stare insieme, non abbiamo tempo per fare tante cose. Perché lui dice, quello che è passato è già passato, se n'è andato. Quello che è il futuro non è ancora, e quello che è un po' importante è il presente, però come tu dici è già passato, quindi sembra che non ci sia tempo. Io vorrei lasciare da parte un po' Sant'Agostino, non perché penso che non abbia cose da dire, ma volevo un momento fare una semplice riflessione su queste due parole che mi sono state affidate: spiritualità nel tempo. Ripeto, il tempo è quello che ci manca. Siamo tutti troppo di fretta. Pensate una volta, quando le persone si spostavano, visto che parliamo di cammino, magari non ci impiegavano 8 ore per andare dall'altra parte del mondo, ma ci sono andate. Pensate a un Marco Polo che racconta il suo cammino, il suo viaggio. Noi adesso lo facciamo in un paio d'ore, lui ci ha impiegato diversi anni. Non abbiamo il tempo, perché quando facciamo una cosa stiamo già pensando a quella che dovremmo fare. Oggi siamo preoccupati di quello che dovremmo fare domani e dopodomani e corriamo il rischio di non vivere le emozioni degli ieri. Allora il tempo dovrebbe essere quel momento nel quale le cose accadono, quelle cose che ci toccano, e possono essere momenti belli, anche momenti difficili, ma che lasciano un segno nella nostra vita. Quindi il tempo non è solo lo scorrere dei minuti, dei secondi, ma dovrebbe essere l'intensità delle emozioni che riusciamo a vivere. E allora ci chiediamo che cosa c'entri la spiritualità, perché molte volte quando si parla di spiritualità qualcuno chiude le orecchie, cose che riguardano Dio. Non è vero, perché c'è stata la spiritualità anche prima dell'avvento di Gesù Cristo. Perché? Perché se voi vedete, lo sapete perfettamente, l'uomo ha sempre avuto bisogno di cercare un qualcuno o un qualcosa che lo potesse sostenere, che desse un senso a quello che fa, che nel momento della difficoltà possa accoglierlo. Per me può essere Dio, per qualcun altro può essere un'altra forma. Ma la spiritualità è il sentire che abbiamo bisogno di qualcuno, di anche più grande, che non riusciamo a contenere, ma che sia Lui a contenere noi. E allora nelle nostre comunità, pensate ad esempio, il tempo, cioè il trascorrere dei giorni, era scandito da una campana che adesso dà semplicemente fastidio, da feste religiose dove si voleva rivivere nel tempo un fatto accaduto tanto tempo fa, l'anno liturgico, che parte con l'Avvento e va avanti con la Pasqua, con il Natale, con le feste dei Santi, con momenti nei quali si faceva che cosa? Ci si fermava e si stabiliva una relazione con Dio e con gli altri. Dopo le grandi feste religiose, ad esempio, nelle nostre comunità c'era il ballo, c'era lo stare assieme. Io che sono parroco di Medea,
sul colle di Medea c'è una chiesetta dedicata a Sant'Antonio. Pensate che nel Settecento 21 paesi di queste zone avevano un voto in quella chiesa. La confraternita di Sant'Antonio, che era presente a Medea, che è scomparsa già verso la metà dell'Ottocento, era obbligata a dare tot pezzi di pane, tot litri di vino alle persone che arrivavano lassù. Perché? Perché era il momento per instaurare una relazione che potesse far vivere la spiritualità. Andavano a chiedere a Sant'Antonio delle grazie, a richiedere che proteggesse gli animali, che proteggesse le persone, che facesse venire la pioggia, che non facesse venire troppa pioggia. Ma era il momento anche per stare insieme. Chi di noi ha il tempo per stare insieme agli altri? Se vai dallo psicologo ti mette la sveglietta accanto e quando è finito il tempo ti dice bene, ritorniamo un'altra volta. L'augurio che io mi faccio è proprio questo, che si possa riscoprire questa spiritualità che, ripeto, non è proselitismo cattolico, cristiano, apostolico, romano, ma è nel sentire che siamo legati a qualcosa di più grande di noi e che va vissuto nelle relazioni di ogni giorno. Il sindaco prima ha parlato dei nonni, degli ospiti della casa di riposo. Loro ti raccontano fatti accaduti tantissimi anni fa. Quello è il tempo. Il tempo non è dalla mezzanotte alla mezzanotte, non è l'ora che adesso il mio tempo è finito perché ho già fatto 12 minuti che vi ho tediato con queste 4 chiacchiere, ma è il vivere quelle emozioni successe tanti anni fa, viverle oggi. E si vivono con il ricordo, con il pensiero, ma si vivono anche con il cuore. Ecco, io credo che questo dobbiamo un po' riscoprirlo in una società che va troppo di fretta, tutti siamo schiavi dell'orologio oppure del telefonino. Riprendere il gusto dello stare insieme, magari seduti a fare un canto, mangiare una fetta di salame, bere un bicchiere di vino. Ecco, forse le generazioni passate avevano meno cose ma avevano più tempo. Ecco, riscoprire questo tempo, certo continuando ad andare anche avanti con i tempi, con la modernità, con tutte queste cose, però non dimenticare questi fatti, perché quello è l'importante, cioè riportare attraverso il cuore, attraverso le menti, le cose che sono successe nel tempo, ma che hanno qualcosa da dire anche oggi. Se non altro riscaldano il cuore. Quando tu parli con una persona anziana e gli racconti qualcosa che magari hai sentito, vedrai che su quella faccia nascerà un sorriso, forse anche una lacrima. Non è una lacrima di sofferenza, ma è una lacrima di gioia. Queste sono la spiritualità, cioè la presenza di Dio per me. Per molti di voi può essere un'altra entità portata nel tempo, cioè nel trascorrere della nostra vita. Scusate e grazie. Siamo anche felici che dopo l'incidente per fortuna l'abbiamo avuto qui ripreso e grazie per averci riportato all'essenza di quello che ognuno di noi è e che alle volte ci dimentichiamo di essere. E adesso un altro momento di arte e di danza. Sulla colonna sonora del film Amélie, Sogno all'aurora.
E adesso parleremo di un cammino, i cammini del tempo, attraverso la conduttrice di Radio TV Capodistria che dialogherà con Andrea Bellavite. Buonasera a tutti, grazie ad Andrea Bellavite per questo invito. Devo dire che anche sono un po' in difficoltà a parlare dopo voi due, soprattutto appunto dopo le belle parole che ho sentito, la poesia di Don Federico nel raccontare la spiritualità dei cammini e soprattutto anche questa tua visione, come dire, molto bella che hai di Aiello e che spero si possa realizzare, anche perché credo che un pochino il mondo stia andando un po' in questa direzione, no? Del turismo sostenibile, di questa voglia così un pochino di scoprire i nostri territori, quella che magari viene considerata anche un pochino, diciamo così, l'Italia minore, i territori minori, quelli per cui solitamente magari non si prende un treno, un aereo per andare in vacanza, però li si incontrano così, magari anche andando casualmente da un posto all'altro, che poi forse sono anche diciamo così, i territori dove si conosce di più l'essenza poi di un paese o comunque anche di una cultura, e credo che il Cammino Celeste possa essere questo, possa andare in questa direzione di un cammino appunto non di massa, che però ci può dare questa visione del Friuli Venezia Giulia, che è quella poi l'essenza, no? L'Italia è un paese fatto di tanta provincia, nel Friuli la provincia di Udine, la provincia di Gorizia sono delle province comunque molto estese, in cui secondo me si trova quella che poi è l'Italia, quella vera, insomma, non quella turistica, quella che magari così vediamo nei film. Ecco, io ringrazio Andrea Bellavite che ho conosciuto alcuni anni fa perché interessandomi di cammini, facendo delle trasmissioni su Radio Capodistria dove racconta i viaggi a piedi, in viaggi in bici, i viaggi lenti, ecco, sono venuta a conoscenza del suo libro Lo spirito dei piedi. Praticamente non sapevo fosse il sindaco di Aiello, anche se io sono originariamente di Visco, ho vissuto i primi 20 anni della mia vita a Visco, però non sapevo appunto che Andrea fosse anche sindaco di Visco e soprattutto grazie ad Andrea sono venuta a sapere che esiste il Cammino Celeste, perché fino ad alcuni anni fa, quando si parlava di cammini, diciamo che c'è stato questo grande interesse nei confronti del Cammino di Santiago agli inizi del 2000. In Italia per molti anni si è soltanto parlato della via francigena, forse della via degli dei, adesso invece pian pianino stanno nascendo e stiamo scoprendo tutta una serie di cammini, appunto, tra cui questo cammino che io purtroppo non ho ancora potuto fare. La pandemia, diciamo, quest'anno ha un po' bloccato forse anche la mia voglia di riscoperta del nostro territorio, però appunto spero la prossima volta che tornerò qua di esserci magari proprio con lo zaino mentre mi dirigerò a Cormons. Ecco, e Andrea mi ha dato, diciamo, questa frase, anche a me, una frase su cui riflettere. La frase è: i cammini nel tempo. Ecco, io ci ho pensato praticamente tutta la settimana e sono arrivata, diciamo così, a trovare 5 miei modi, sarò breve, non vi preoccupate, così di intendere i cammini nel tempo. Poi ovviamente ognuno di noi, e Andrea ne potrebbe trovare di significati, immagino almeno un'altra ventina, ecco, no? Innanzitutto i cammini nel tempo, però la cosa fondamentale, anche per collegarmi a quello che ha detto Don Federico, è avere il tempo, cioè trovare il tempo, perché il cammino, vedersi in cammino non è una passeggiata, la passeggiata che magari si fa la domenica pomeriggio, i 2 giorni di trekking in montagna magari durante un fine settimana, no, per il cammino ci vuole tempo, richiede tanto tempo. Più una persona riesce a viaggiare, a camminare, più il cammino è lungo e più ci sono dei benefici, più si scoprono delle cose, delle sensazioni, dei paesaggi, per cui i cammini più sono lunghi e più ti regalano. Tra l'altro io ho letto forse anche di un incontro che ci fu proprio qua da Aiello del Friuli, dove si parlò del progetto dei lunghi cammini, ossia di questi cammini che si fanno in diversi paesi d'Europa, adesso anche in Italia, dove molto spesso vengono invitati dei ragazzi che vivono delle situazioni di disagio, devono scontare delle pene per dei piccoli reati. Il cammino è un ottimo modo per cambiare, quel cammino di
per sé, anche se non lo vuoi, ti porta comunque a cambiare, e questo è stato riscontrato essere un ottimo metodo per poter far staccare una persona da quella che comunque è la propria quotidianità, la propria situazione, fargli vedere il mondo da un'altra prospettiva e anche crescere, cioè riuscire a seguire un percorso, portare a termine un viaggio. Ecco, questa è sicuramente un'opportunità, una grande opportunità di crescita interiore, oltre anche che di benessere fisico. Ecco, per cui la prima frase, il primo pensiero che mi viene in mente è camminare nel tempo, i cammini nel tempo, però trovare il tempo, perché sappiamo che è sempre più difficile. Cammini nel tempo, anche quando il tempo invece è il presente, ecco, perché è difficile appunto vivere il presente, no? Lo sappiamo, siamo sempre un po' improntati, chi nel futuro, in quello che devi fare, chi nei ricordi, nel passato, però quello di vivere il momento, vivere l'attimo, è una difficoltà che riscontro sempre anche un po' in più persone, quella di godersi la compagnia delle altre persone, godersi il paesaggio, no? Magari uno fa una bellissima camminata, c'è un paesaggio meraviglioso e cosa pensa? Faccio la foto, la posto, vediamo i like, ecco, però magari si perde poi quel momento appunto di godimento di quello che poi magari la natura ci offre in quel momento. Ecco, camminare aiuta a vivere il presente. Non è ovviamente così semplice, perché quando uno parte per un cammino ci vuole una certa preparazione, no? Il cammino inizia prima di partire, perché nella nostra mente, diciamo così, il viaggio è già partito, al tempo stesso si conclude anche dopo che noi siamo arrivati, no? Perché continua sempre un pochino a scavare dentro di noi. Però una volta in cui noi siamo in viaggio, dopo alcuni giorni in cui ovviamente ci dobbiamo un po' abituare, dobbiamo lasciare un po' indietro quelli che sono i pensieri che ci appesantiscono, i fardelli che quotidianamente ci portiamo, i pensieri. A un certo punto il cammino aiuta ad essere essenziale, per cui nello zaino non si porta soltanto le cose che veramente servono, di cui ha veramente bisogno, e poi anche i pensieri iniziano ad avere una certa chiarezza. Tutte quelle cose che appunto forse non sono poi così tanto importanti, ad un certo punto non ci sono più. E a questo punto inizia la parte bella del cammino, quella di svegliarsi al mattino ed avere questa predisposizione all'incontro, a vedere quello che la vita in quel momento ci può regalare, che a volte può essere anche soltanto camminare, situazioni in cui sembra magari non capiti nulla o nulla di eclatante, e invece ci insegna a vivere il momento, a vivere quello che stiamo vedendo, i profumi dei fiori che stiamo sentendo, i colori che stiamo vedendo, i suoni che stiamo ascoltando, e soprattutto l'incontro con l'altro, perché noi abbiamo tempo di poter conoscere delle persone, parlare con delle persone, soprattutto viverci quel momento assieme. E molto spesso questo capita proprio con delle persone che magari neanche conosciamo, in cui riusciamo a trascorrere dei momenti molto belli, dove riusciamo comunque a vivere, condividere quelle che poi sono comunque delle emozioni. E una cosa che ci insegna il cammino è quella, godere dell'incontro, però sapere anche lasciare andare quello che noi troviamo e comunque viverci in quel determinato momento. Questo è stato il secondo significato, ecco, che ho cercato di trovare, la frase che mi ha suggerito Andrea. Cammino nel tempo potrebbe essere visto anche come cammino nella storia, perché quando noi ci mettiamo in viaggio, certi cammini più di altri, certi luoghi più di altri, a volte proprio ci fanno sentire i passi di chi ha camminato prima di noi. A me viene in mente in modo particolare la via Francigena, che è stato forse uno dei miei primi viaggi a piedi, quello in cui proprio così assaporato il piacere di camminare, no? Quella sensazione in cui avevo veramente staccato da tutto, dalla quotidianità, quella sensazione in cui quando magari anche vedevo che il telefono mi suonava, ricevevo una chiamata, facevo proprio fatica a rispondere, perché dovevo ritornare in una situazione mentale che mi sembrava veramente distantissima, anche se magari ero a 100 km da casa, però in questo caso le distanze, quando le fai a piedi, ovviamente assumono comunque un altro significato. Ecco, alcuni cammini, come ad esempio la via Francigena, io in modo particolare ho apprezzato il tratto della Toscana, è un cammino che ti fa assaporare proprio il senso della storia, il senso di chi ha camminato prima di noi, anche perché questo cammino
parte da Canterbury e arriva fino a Roma, molto spesso si seguono proprio le tappe che sono state scritte nel diario di Sigerico o Sigerico, è lo stesso, che appunto lui fu l'arcivescovo di Canterbury e alla fine del Novecento si dovette recare a Roma per incontrare il Papa, per ricevere un'onorificenza dal Papa, e lui lasciò un diario dove raccontava tappa per tappa tutto quello che era stato il suo cammino da Canterbury a Roma, per l'appunto 79 tappe che, volendo, sono anche quelle che noi possiamo comunque fare e compiere adesso. E quel cammino secondo me è proprio un viaggio nella storia. Viaggio nella storia, però ovviamente anche potrebbe essere inteso come viaggio nel passato. Camminare, intraprendere un viaggio a piedi molto spesso ci fa anche capire com'era la vita una volta, quando non c'erano le automobili, quando magari soltanto poche persone avevano la macchina o neanche avevano una bicicletta, e la gente si spostava a piedi, e per questo diciamo non è che dobbiamo andare molto indietro nel tempo. Ecco, io pensando soltanto a mio nonno, che appunto è di Visco, lui andava a lavorare alla SNIA Toro Viscosa e ci andava a piedi, poi forse dopo è arrivata la bicicletta, però era una cosa abbastanza naturale. Diciamo una volta camminare tanto, anzi io credo che noi in assoluto forse siamo anche, come dire, in assoluto le generazioni che sono un po' più, come dire, sedentarie. I cammini nel tempo, però anche quando camminare significa, cioè il tempo significa fuori dal tempo, ecco, perché ci fa prendere, diciamo, questa parentesi proprio da quella che è la vita quotidiana, da quel bisogno che noi abbiamo di staccare, appunto staccare con i social, con il telefonino, staccare con il lavoro, cioè arrivare a, diciamo, quel punto del nostro viaggio in cui ad esempio non ci interessa sapere che cosa sta capitando in Italia, che cosa accade nella politica, che cosa raggiungere questa situazione, come dire, questo stato mentale che comunque ci fa vivere veramente appieno l'esperienza. Ecco, io così vorrei collegarmi, visto che appunto non ho ancora potuto avere il piacere di camminare sul cammino celeste, vorrei chiedere proprio ad Andrea qual è stata la sua esperienza sul cammino celeste, e chiedere se magari tu eri un po' più, come dire, mentre camminavi, improntato sul passato, le idee per il futuro, un viaggio magari nella storia. Ecco, come l'hai vissuto tu il cammino celeste in relazione al tempo? Oh, sarò brevissimo perché hai detto veramente tutto quello che avrei detto anch'io, per cui anzi ti ringrazio molto, Barbara, per questo tuo intervento. E Cammino Celeste rientra perfettamente in queste 5 tipologie che tu hai presentato, e per quanto mi riguarda i miei cammini sono sempre stati una riscoperta del rapporto tra lo spazio e il tempo, cioè si cammina a 4 km all'ora. E mi è piaciuto molto anche quello che diceva Don Federico prima, non per niente era mio studente, perché quello che lui diceva è molto vero. Quando tu vai a 120 km all'ora vai da un punto a un altro, diciamo anche cerchiamo di ammazzare il tempo per poter arrivare da un'altra parte. Invece quando cammino quel tempo non è vuoto, non è un tempo di passaggio, è un tempo pieno. Lo spazio e il tempo si riempiono di che cosa? Per questo mi è piaciuto quello che diceva Federico, perché si riempiono del rapporto con la natura, tu l'hai detto benissimo, del rapporto con l'altro, che è quello che incontro sul mio cammino, ma anche quello che è vissuto in quel luogo nel passato, e mi permetto di dirlo, soprattutto il rapporto con se stessi, perché camminando delle volte non pensi proprio a niente di tutto questo, tu cammini e basta. Poi ogni tanto contenti, entri in una chiesetta, vedi un monumento, saluti il contadino che sta zappando la terra, ma per il resto tu sei solo con te stesso, almeno quando fai cammini da solo è così, e riscopri molti aspetti di te che appunto nella frenesia quotidiana non riesci a conoscere. In questo senso a me piace parlare del viandante come dei viandanti antichi che lasciavano la propria ordinarietà, entravano in una dimensione completamente nuova
non per fuggire dal tempo, ma per ritrovare il senso del tempo e ritornare a casa riportando dentro quello che si è vissuto, riportandolo dentro l'ordinarietà. Ed è il motivo, credo, per cui la stragrande maggioranza delle persone che partono per un cammino tornano felici. E concludo dicendo che il cammino celeste, lo dico scherzosamente, ha anche un grosso vantaggio, che è un cammino varissimo, si va dal mare alla montagna, si incontrano 7 lingue diverse parlate dalla gente, architetture diverse, cibi diversi, storie diverse, ma è un cammino per la maggior parte delle persone qui presenti vicino, ci si può arrivare in pochissimo tempo e iniziarlo, mentre altri cammini, insomma, la Francigena e il Canterbury. Il cammino di Santiago, ad esempio, ci vogliono 2 giorni soltanto a volte per arrivare, capire da dove partire, e comunque tutti i giorni in meno che togli al cammino, no? E poi appunto magari effettivamente il camminatore o chi segue un'esperienza di questo genere, rispetto ad altri viaggi che si fanno, questa è una frase piuttosto banale però sempre vera, diciamo il bello del viaggio non è mai la destinazione in cui tu arrivi, ma è appunto quello che ci sta in mezzo, anzi addirittura quando stai arrivando inizia ad affliggerti anche una certa tristezza. E qui io mi vorrei collegare appunto invece a questa tua visione appunto molto bella e molto moderna che hai dell'Aiello, insomma, di un futuro che spero non sia troppo lontano, appunto di questa visione molto, come dire, turistica, però con un turismo di qualità, con un turismo sostenibile. Ecco, chi solitamente fa i viaggi a piedi, i viaggi in bici, ama molto apprezzare i prodotti enogastronomici e i vini locali, cioè diciamo che dopo che hai passato tutta una giornata a camminare, la cosa più bella è dopo la doccia è quella proprio di poter conoscere quelle che poi sono le culture dei luoghi appunto che tu incontri, e di poterlo fare proprio attraverso i cibi tipici e i vini tipici, per cui solitamente appunto un pellegrino è affamato, però se può permetterselo, cioè spende effettivamente, ecco, diciamo non disdegna, perché ovviamente appunto la cultura la si conosce anche, cioè anche in modo particolare attraverso i cibi che mangiamo, le ricette tipiche, comunque i vini. Per questo noi facciamo una grandissima in bocca al lupo veramente a il paese delle Meridiane d'Aiello, affinché si possa comunque raggiungere questo obiettivo. E poi, se non avrò tempo di fartelo dopo, cioè di farteli dopo, ti faccio anche gli auguri per appunto la tua vita, per il tuo cammino futuro dopo appunto questa esperienza di sindaco ad Aiello. Grazie, il cammino continua. Buonasera a tutti. Ringrazio la nostra conduttrice Barbara Orizzi, ringrazio Andrea Bellavita che ci hanno portato all'essenza, evidentemente il filo conduttore di tutta la serata. È il momento del nostro presidente Aurelio Pantanali, che ci illustrerà la nuova guida, che poi è il motivo per il quale, oltre ovviamente al piacere di incontrarci, di spendere del tempo in maniera proficua e parlando e ascoltando delle cose belle e interessanti, ma dicevo è il momento di Aurelio che ci presenterà la nuova guida delle Meridiane, che finalmente siamo riusciti a stampare con delle immagini bellissime che adesso lui vi illustrerà. Passo la parola al nostro super president Aurelio Pantanali. Ma non devo continuare, non siamo ancora pronti. Dicevo che illustrerà le immagini che sono state raccolte grazie a una sinergia di forze e di arti che hanno prodotto finalmente delle nuove didascalie, delle nuove immagini con relative didascalie, per poter poi divulgare per le prossime iniziative, si spera, perché appunto il turismo sia incrementato anche grazie a questo tipo di percorso, che è un percorso nel tempo, perché è di segnatempo che stiamo parlando. La nuova guida, come Aurelio ci illustrerà, ha una visione nuova delle immagini che hanno per il momento toccato le case di Aiello e che speriamo con il tempo vadano
aumentando, poter anche riprendere la festa delle meridiane se il virus ce lo consentirà. Se adesso Aurelio è pronto. Bene, buonasera a tutti voi che siete venuti così numerosi all'invito del Circolo Culturale La Varca per questa guida, che è una guida tascabile. Poi a tutti voi alla fine ci sono molte copie per tutti, insomma, che potete ritirare, e questa guida è arrivata ben dopo 10 anni. Sono state fatte delle altre guide tascabili, ma questa qui raccoglie ed era necessaria. Erano stati fatti 3 anni fa, era stato fatto già un libro guida con l'Ediciclo Editore, dove oltre a presentare le 100 meridiane di Aiello, sono presentati anche i 29 edifici storici del nostro comune. In questo caso specifico, invece, la guida raccoglie esclusivamente tutte queste meridiane. Ecco, prima che sono state realizzate, e 4 di esse devono essere inaugurate. Speriamo che il prossimo anno, per la 20ª festa delle meridiane, si possa giungere a questo traguardo, che insieme alla Proloco e al Comune da sempre, in pratica nei 19 anni seguenti di feste, è stato fatto insieme. E prima è stato parlato molto approfonditamente del tempo, mi sarete anche chiesti perché si è parlato di cammini. Si è parlato di cammini perché in particolar modo il Cammino Celeste è nato qui ad Aiello, e quindi era giusto fare anche un intervento legato a questo specifico argomento e al tempo. Oggi è uscito un bellissimo articolo sui nostri giornali locali che diceva una cosa molto molto importante, che delle volte pochi lo sanno. L'orologio solare, che è la meridiana, forse è l'unico strumento che collega la terra al cielo, perché con la luce del sole che va a illuminare l'asticella, e l'asticella crea una sua ombra che a sua volta sul quadrante va a indicare l'ora, e questo dà un aspetto molto importante. È stata fatta anche una ricerca a livello mondiale di tanti siti, e per l'Italia un professore inglese ha stabilito che l'unico luogo che ha questa caratteristica lo troviamo qui ad Aiello con le sue meridiane, e questo fa molto piacere, e come Circolo Culturale La Varca ci sprona a continuare, come l'abbiamo fatto nei 28 anni passati, a seguire questo progetto che porta Aiello al di fuori non solo dei nostri confini regionali, ma devo dire siamo conosciuti a livello internazionale. Questo fatto che ci permetterà sicuramente, se sappiamo coltivare bene questo aspetto, di avere domani una nicchia di turismo anche legato a questo, e persone da lontano, come anche quest'estate sono venute numerose, ci permetterà di far crescere e di vedere il nostro paese sicuramente in una maniera positiva. Vi faccio vedere velocemente la guida con le sue novità. Abbiamo un sole nuovo ogni volta che è stata fatta una guida è stato anche cambiato l'artista. Poi ve lo presento su una seconda immagine che è venuto qui questa sera. Abbiamo la località di Aiello, dove è situato nella nostra regione. Abbiamo voluto pensare un po' in grande come si arriva ad Aiello in auto, in treno e in aereo. E poi mi permetto anche di portare 2 ringraziamenti, in particolar modo, ad un importante contributo
dalla nostra regione per poter stampare queste 20.000 copie che sicuramente andranno avanti come consumo, diciamo, del tempo per diversi anni. E sempre vicino anche al Circolo Navarca abbiamo la Cassa Rurale FVG che ringraziamo il suo presidente Portelli, Tiziano Portelli, che ci è sempre stato vicino in numerose delle nostre iniziative. Una brevissima presentazione. Di nuovo è che oltre alla traduzione in tedesco e in inglese, su questa guida è stata inserita anche la traduzione in lingua friulana ed in sloveno. E poi chi viene da fuori non ha la possibilità, almeno che non stia una giornata intera, forse anche un po' di più, di vedere tutte le 122 meridiane che ad oggi sono presenti ad Aiello. Decide di visitare alcune zone del nostro paese. Il paese è stato diviso con Ioannis, il suo territorio, in 8 zone, e qui noi troviamo il numero delle meridiane che sono presenti su ogni zona e quindi ci si porta direttamente seguendo poi i vari colori, ma nel dettaglio ci sono delle cartine anche con le linee che adesso andremo a vedere. Partiamo normalmente, anche quando vengono dei turisti. L'anno scorso avevamo una dozzina di corriere che ci avevano fatto la prenotazione, poi per la questione Covid queste prenotazioni sono state annullate. Ed ecco qui il nuovo disegno. No? Ecco, questo disegno insieme al sole è stato fatto da Attilio Meotto, un pittore di Cesarolo di San Michele a Tagliamento. Se vuoi alzare vorrei un applauso per lui. Tre meridiane ad Aiello e con una meridiana ha vinto alcuni anni fa anche il concorso che facciamo nel contesto della manifestazione. E qui troviamo, come quelli di Aiello sanno, qualcuno di fuori che non lo sa, ben 23 orologi solari che hanno una loro caratteristica. Segnano i vari metodi che l'uomo, dall'antichità fino ai giorni nostri, ha utilizzato per misurare il trascorrere del tempo. È un luogo unico nel suo genere. Al mondo non c'è. Quindi abbiamo meridiane, vado avanti con i nomi veloci come misurazione del tempo del passato, ad ore antiche, babiloniche, italiche, medioevali, anche quelle canoniche, quelle del fuso e quelle d'oltralpe moderne. Voi avete ascoltato velocemente questi nomi, ma sulla guida ci sono poi le piccole spiegazioni che fanno capire il sistema del metodo del conto delle ore. Leggete sotto Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale. E io qui devo ringraziare l'avvocato Formentini, che stasera è venuto qui da San Floriano e da noi. Lo ringraziamo perché ha avuto una grande intuizione 24 anni fa quando gli ho chiesto ma si potrebbe fare questo progetto, e mi ricordo benissimo che lui disse: guarda, vedi la lunghezza di questo fabbricato è 100 metri, ho capito quello che vuoi fare, tieni presente che tutta la parete è tua, fai quello che vuoi. E così ha avuto fiducia su questo, e questo bel esempio di tutti gli umanisti italiani è fortemente considerato. E anche mi chiedono, quando ci incontriamo ai seminari, ma come sei riuscito in questo paese a portare avanti questo progetto? Molto molto semplice, perché ad Aiello c'è gente speciale e questo permette di raggiungere questi obiettivi. Andiamo avanti. Allora, prima zona, prima
Prima zona, vi dico solo velocemente quali sono gli ultimi orologi fatti zona per zona più recenti. Abbiamo l'orologio su casa, qui siamo in via Marconi, si notano bene la posizione delle meridiane sulle varie casette, e nella zona quindi 1 abbiamo la meridiana con gli uccellini di casa Prattaviera Zucco, realizzata negli ultimi anni. Abbiamo la meridiana numero 3 di casa Cantarin San Pietro nel Borgo Viola. Andiamo avanti, queste sono tutte meridiane conosciute, non mi soffermo, poi avrete modo con calma di vederle sulla guida. Abbiamo la meridiana numero 11 nel bar Gelateria al Viandante, e poi abbiamo la meridiana numero 14 casa Pontel Ponton verso San Vito. Queste sono le meridiane realizzate negli ultimi anni. Zona 2, e qui siamo nella zona della piazza e in via Rossini nella stretta. Abbiamo la meridiana in piazza della casa Battistin Pitton. Da qui poi passiamo alla meridiana della cartoleria Damali, numero 4, e andando avanti abbiamo la meridiana numero 8 della casa di riposo Sereni Orizzonti. Le altre meridiane erano già presenti. Non mi soffermo a descriverle, perché con calma magari avrete modo voi di guardare e di leggere le didascalie che vi interessano di più. Zona 3, Borgo dei Frati. Abbiamo la meridiana numero 3 della casa Peloi Boschi Turchetti, e abbiamo la meridiana della banca della casa rurale, la numero 9. Abbiamo la meridiana numero 10 realizzata sul piedistallo dell'antico Stendardo, e abbiamo la meridiana numero 11 della casa di Livio Cantone. Andando avanti, zona 4, ed ecco qui la zona 4 prende in pratica tutta la zona di via Trieste, via Dante ed anche via Petrarca. E in questa zona qui sono rappresentate le meridiane del museo che vi ho già accennato, come meridiane nuove. Ecco qua la numero 30, casa Mariana, l'abbiamo qua presente, e poi la nuova meridiana che deve essere inaugurata, speriamo, come dicevo prima, di farlo il prossimo anno, la numero 31, il tavolo girevole con ben 6 meridiane con i vari metodi di conta delle ore. Passiamo alla 32, il negozio sportivo della Tana Sport, sono 2 meridiane accoppiate. La 33 è sulla torre del castello di Aiello. E poi abbiamo queste ultime 2, la 37, anche questa verrà inaugurata con la prossima festa. Sono ben 4 orologi solari sulla cabina elettrica che si trova prima della casa Mafalda, della casa di riposo. E per ultimo anche la 38 sulla casa di riposo Mafalda, che è stata fatta 8 anni fa. Passiamo alla zona 5, quindi zona scuole e dintorni. È stata collocata la meridiana di De Giusti sul parco del comune. Poi abbiamo la numero 5, la casa Paviotti Santini, e la numero 7, la casa in via d'Ostacolo, la casa Colaute Paviotti. La numero 9 è stata rianimata da poche settimane, dopo 30 anni, l'avevano realizzata con gli alunni, il professor Carlo Bresan, che poi ci parlerà di un argomento specifico, e poi tutte le altre in pratica erano già presenti. Proseguiamo la zona 6, la numero 1, casa Tiberio Salvador, la numero 4, la casa Zante Giacomo Pletti,
Proseguendo, ecco qui la numero 9, la casa Serpi e Grattun in via Zorutti, e poi abbiamo la numero 13, la casa Cumin Visintin, è stata fatta 9 anni fa e le altre erano già presenti. Passiamo alla zona 7, casa Cescuti Simonetti, siamo a Ioannis. La casa del Luiso Tortu, questa meridiana era in piazza Ioannis sulla cartoleria, e quando la cartoleria ha chiuso la sua attività, essendo stata fatta sul pannello, si è potuto individuare una declinazione di un'altra casa, che è questa, ed è stata trasportata proprio sulla casa che si chiama, della zona del ponte di Ioannis. Le altre sono presenti, tutte. Ecco, questa sarà inaugurata, speriamo, il prossimo anno, come quarta meridiana del concorso, la numero 8 è della casa Coriano Pignolin, dietro la chiesa di Ioannis. La numero 9 è recente, di un paio d'anni fa, della casa Capiotto Franzoni. E poi abbiamo anche la numero 10, la Fondazione De Sentinibus, nella scuola d'infanzia. Andando avanti, si passa alla 12, quindi vedete quante meridiane sono state fatte, circa una quarantina, insomma, no? In una decina d'anni, ed è una diversa dall'altra, tra l'altro, no? Con tanti materiali diversi. La numero 12, Centa, nella casa del curato, e dalla Centa passiamo alla 13, casa Giglio Arignello. Bene, la numero 14, recentissima, casa Brucianesi Degedat, sempre a Ioannis, e abbiamo la numero 15, la Sila di Passo Giampaolo, dove c'è il negozio. L'ottava zona, quindi il territorio, i mulini, rimangono le meridiane che già c'erano anche all'outlet. È stata aggiunta verso Visco una meridiana a tavolino nella casa Rodaro Gallas. Questo rappresenta proprio l'elenco con le immagini e con la descrizione di tutte le meridiane ad oggi presenti e fatte ad Aiello. Cosa che non era stato fatto la volta scorsa, è stato aggiunto un argomento importante: i simulatori solari, e questa è una cosa molto importante, ma non voglio parlarne io, vorrei che intervenisse Carlo Bressan, che ha coordinato tutto questo importante progetto. Salve, niente, il progetto è nato da un'idea di Franco Bressan, insieme a Franco Bressan quando insegnava alle medie. È stato messo a punto un sistema per simulare il funzionamento della meridiana orizzontale, verticale e su una sfera. Questo progetto complesso è stato realizzato grazie a diverse persone, un gruppo di persone, grazie al Comune, al Sindaco Renato Nuovo, e poi soprattutto grazie all'azione dell'ingegnere Adolfo Malacrea, che si è veramente speso per far sì che queste macchine particolari, uniche, veramente, ce ne sono in giro per il mondo, ci hanno detto alcuni professori universitari degli Stati americani, delle università che sono potuti vederle. Queste macchine sono state realizzate nei laboratori di Mariani, negli uffici di Mariani, con il lavoro, diciamo pure volontario, di Ranieri Purelli e di suo figlio. Veramente mesi per fare queste cose, è stato complicato, ci ha lavorato mesi. Suo figlio Luca ha fatto anche lui i Marignani, perché sono tutti i Marignani, siamo una gang. Suo figlio Luca ha fatto la parte informatica
informatica per permettere il movimento, di comandare il movimento con un computer in diverse posizioni, a diverse latitudini e a diversi giorni dell'anno, e a diverse ore dell'anno. Per cui una cosa particolarmente complessa. E Ranieri veramente ci ha messo del suo e ci ha messo tanto, perché non c'era. E Rudy ci ha portato dentro Modigliani, e non è una cosa da poco, è stata veramente la chiave di volta per poter realizzare questo progetto. A questo ci ha lavorato anche, vedete, con la Sfera. La Sfera è dentro c'è una palla per curare il mal di schiena, qui l'ho trovata a Londra, l'abbiamo comprata buia, era buia credo, e poi Pino Milito l'ha foderata con la vetroresina e suo figlio Luca l'ha carteggiata per una settimana. Per cui è un lavoro, anche Pino ha fatto un anno, è un lavoro abbastanza complicato, però ci ha dato soddisfazione. Merita, credo, in futuro trovare una collocazione che permetta al pubblico di usufruire, ovviamente con qualche giovane o qualche pensionato, di una mezz'ora di lezione per vedere come funziona la Meridiana in varie situazioni. E io ringrazio ancora Burelli e un ricordo a lui indimenticabile che ci manca. Realizzare progetti di questo tipo veramente ci vogliono persone speciali, Aiello ha avuto e ha persone speciali. Bene, ecco il volantino nel suo insieme. Faccio vedere, poi potete prendere tantissime copie. Ecco, questa è la parte naturalmente in apertura della zona che prima vi ho spiegato, con il cortile delle Meridiane, con la breve descrizione, i simulatori gnomonici, e dall'altra parte, in pratica, vediamo la cartina in alto con tutte le Meridiane di una breve descrizione per ognuna di esse. Quindi un qualcosa di veramente particolare. Ripeto, in Italia non c'è un paese, neanche in Europa, credo che si distingua per questa sua caratteristica. Queste guide le troverete poi anche in tutti i negozi, anche in cartoleria e anche sotto il portico del museo, e saranno a disposizione gratuita di tutti quelli che desiderano naturalmente approfondire e avere un ricordo del nostro bel paese e dei nostri due paesi, di Aiello e di Ioannis. Bene, adesso io avrei terminato, non vorrei andare oltre, diciamo, col discorso, perché abbiamo ancora qualcosa in programma. Intanto noi spostiamo gli attrezzi che sono. Con l'illustrazione della guida, le nostre ballerine ci delizieranno con un altro momento di arte con la Burea a tre tempi, ed è una danza popolare che valorizza l'allegria e la fatica della vita contadina.
far entrare tutta la scena e tutta la coreografia della serata. E adesso chiamiamo la maestra, la Lucia Di Giorgio di Scuola Arte e Danza di Palmanova, che ci parlerà del tempo che danzando scorre assieme al nostro presidente. Buonasera, un piccolo appunto, la scuola è Studio Danza. Bene, grazie. Io dovevo chiamare Aurelio, in realtà lui è già arrivato qui. Allora intanto grazie a tutti della bellissima serata, grazie anche dell'invito, di averci chiesto di allietare questo momento con dei momenti appunto dei brani coreografici che abbiamo scelto sempre legati all'aspetto del tempo, della dinamica, della luce e dello scorrere delle stagioni. Aurelio ci racconterà perché abbiamo deciso di presentare anche in occasione di questa serata la mostra fotografica che abbiamo voluto intitolare Nel paese delle meridiane il tempo ballando corre. È ripresa da il primo verso di una bella poesia in friulano dell'autrice Loredana D'Ambrosio, che tra l'altro appunto è una poesia che è inserita nella guida nel libro proprio, no? Nella guida del libro, ecco. Sì. Era proprio perfetto per declinare il lavoro che abbiamo fatto quest'estate per valorizzare tutte le meridiane che abbelliscono questo grande scrigno che è proprio Aiello, che ci offre veramente degli scorci inaspettati e interessantissimi e a volte strabilianti anche, no? Anche perché queste meridiane occhieggiano, a volte si impongono su queste pareti enormi, a volte proprio occhieggiano, cioè bisogna andarle a scoprire sia nei luoghi più nascosti delle case sia anche nei giardini, per cui è proprio una scoperta. È stato per noi un bellissimo lavoro di creazione, di creatività, di condivisione anche con il fotografo Sergio Ioanna, che ringrazia di essere stato coinvolto. Oggi non è qui, ma insomma è qui con il cuore. Allora Aurelio ci spiegherà perché abbiamo scelto di fare questa mostra fotografica. Diciamo che dico solo come è nata questa festa, questa mostra. Sapevo che la Lucia a Palmanova, sempre con Sergio Ioan, aveva allestito questa mostra legando la danza alle mura di Palmanova. Sono andato a vedere questa mostra, mi ha molto affascinato e naturalmente, siccome si cerca sempre di pensare a delle cose nuove, gli ho fatto immediatamente la proposta, se ti ricordi, no? Senti Lucia, potremmo fare la stessa esperienza con il paese delle meridiane e quindi con Aiello. E da lì ci siamo messi insomma a fare i dovuti ragionamenti per arrivare a questi 27 pannelli veramente straordinari, perché non è stato anche facile, è stata brava la Lucia a coordinare le danzatrici ed è stato bravo il fotografo a cogliere quegli attimi, quei momenti importanti per vederle sospese o in posizioni di danza molto, molto particolari. Devo dire una cosa per quanto riguarda, perché di meridiane ce ne sono 122, ma solo 27 sono state esposte su questi pannelli. Perché? Perché la Lucia è molto intransigente, no? E dice no, qui non va bene perché la meridiana è troppo alta, no, perché qua davanti c'è un portico, perché lei ha sempre pensato a legare il movimento delle ragazze anche, no? Quindi che se non sono, capirete il perché solo una parte delle meridiane sono state esposte questa sera, e poi questa mostra rimarrà per un mese esposta nel museo fino alla festa di San Carlo. Proprio ieri sera c'è stata una riunione con la Proloco, sono stati valutati
programmi per la festa comunque ridotta, ma importante era anche farla, e pertanto quest'anno, contrariamente agli anni passati, la foto più bella, quindi la foto d'insieme con la Meridiana e con le danzatrici, farà parte di questa nostra caratteristica che ormai portiamo avanti da ben 25 anni. Quindi verranno votate queste 27 meridiane e non andremo a premiare il fotografo, perché il fotografo è uno solo, ma andremo a premiare il proprietario della casa con la meridiana che avrà ottenuto più punteggio. Ecco, aggiungo solo una cosa: abbiamo voluto far incontrare appunto le meridiane con la danza, che è un linguaggio inedito, no? Per Aiello, ma anche appunto per opere di questo tipo. E in effetti la scelta non è sempre stata facile, perché le meridiane hanno tutte una loro peculiarità, hanno tutte delle bellissime caratteristiche, ma abbiamo voluto appunto scegliere quelle che più si prestavano ad essere valorizzate attraverso il linguaggio della danza, quindi dovevano avere l'altezza giusta, non avere altri impedimenti di fronte, e dare anche la giusta ispirazione. Quindi questo è quello che siamo riusciti a produrre. Veramente alcune le avremmo scelto anche altre, perché abbiamo tante, veramente molto materiale abbiamo acquisito. Per adesso abbiamo esposto questo, poi magari nel tempo possiamo anche aggiungerne altre, come si fa con le meridiane. Questa mostra poi non rimarrà solo ad Aiello, sarà una mostra itinerante che la porteremo in diverse località della nostra regione per valorizzare quanto abbiamo espresso con tante argomentazioni questa sera. Vogliamo un attimo solo chiamare le ragazze prima dell'ultimo brano coreografico? Sì. Prego, venite. Giorgio, Chiara San Maria, Giulia Calabrò, Elisa Magaggini, Francesca Marane e Emilia Gerardi. Devo dire con molto piacere, sì, abbiamo un po' sofferto il caldo, ma è stato veramente, alla fine, è stata una grande soddisfazione. Avevamo le auto piene di costumi, di materiale di ogni tipo, di fiori, di varie fogge, e abbiamo realizzato quello che avete già visto, che potrete vedere adesso alla fine di questa bellissima serata. Bene. Ah, è vero, abbiamo una danzatrice di Aiello che è Chiara San Maria. Facciamo l'ultimo brano, Vissuto, ripreso da Queen Dance Sun, famosissimo brano dei Beatles, che avevamo presentato anche ad una delle feste delle Meridiane, perché la scuola Studio Danza ha partecipato per diversi anni al momento della festa delle Meridiane di maggio.
tempo passa, certi percorsi si interrompono, poi ci si ritrova e questa sera chiamo adesso Aurelio perché c'è un momento per Andrea che chiamo qui con noi. Bene. Allora, Andrea, come sindaco e come in particolar modo assessore della cultura, in questi 5 anni con il Circolo Culturale Navarca abbiamo fatto veramente tante cose e quindi ci sembrava da parte nostra doveroso salutarci in particolar modo con un arrivederci, perché sono certo che anche per te Aiello fa parte del tuo cuore e nel futuro continuerai, come lo hai fatto nei 28 anni di vita del Circolo Culturale Navarca, ad essere sempre vicino a questa comunità. E non sei stato solo, il fondatore del circolo, ma insieme abbiamo anche fondato il Cammino Celeste e sono 2 importanti realtà, soprattutto il Cammino Celeste, che ormai va avanti per una sua importante strada. Anche quest'anno è stato un grande successo, credo che oltre 1000 persone da maggio, da giugno, non da maggio, da giugno fino all'altro giorno lo hanno percorso. E in tutto questo tempo abbiamo fatto dei concerti di Natale insieme alla parrocchia, abbiamo fatto delle serate letterarie, abbiamo fatto dei teatri in friulano e anche delle serate per i bambini con i burattini legati queste serate al Comitato Cernobil del Friuli Venezia Giulia, sempre ben partecipate. Abbiamo parlato molto e realizzato molto anche di meridiane, è stata realizzata la meridiana recentemente nel Parco del Comune e l'altra era stata inaugurata anche nella parte anteriore del nostro municipio e abbiamo anche portato una meridiana a Metnitz che non è trascurabile. Abbiamo detto del Cammino Celeste e poi, non per ultimo, direi un'altra cosa molto importante, abbiamo stampato il libro La Basilica di Aquileia, dove tu sei l'autore, e mi hanno detto l'altro giorno che sta andando anche molto bene lì al negozio della Basilica. Quindi non sono poche, direi, le cose che abbiamo realizzato come circolo insieme. Quindi perché tu possa anche ricordarti un domani, di questa esperienza degli ultimi 5 anni, esperienza culturale, e abbiamo pensato di farti un piccolo dono. Se mi apri. Un dono che è di una pubblicazione molto recente. Il suo autore ha fatto 20 anni di studi in giro per l'Europa e non solo per realizzare questo volume sulla Basilica di Aquileia. Io alcune parti le ho lette, no? È un tedesco, Christoph Ulmer, è importantissimo, no? E quindi dentro c'è anche una breve dedica che adesso Enza ti leggerà. Caro Andrea, sono passati ormai 28 anni da quando il Circolo Culturale Navarca è nato per merito del tuo grande impulso e da allora le numerose attività svolte del Circolo sono sempre state legate alla crescita di Ioannis e di Aiello e del loro territorio. Tantissime sono state le iniziative svolte insieme in questi ultimi 5 anni. In
in qualità di sindaco. Ne ricordiamo alcune che spaziano dalle serate dei concerti in occasione del Natale, alle serate letterarie, le serate di teatro in lingua friulana, gli spettacoli per bambini svolti a favore del Comitato Cernomi del Friuli Venezia Giulia, le meridiane realizzate nel Parco del Comune e nella località di Mendiz, le serate sul Cammino Celeste svolte da Aiello e anche nelle diverse località del Friuli, senza dimenticare la stampa dell'importante volume sulla Basilica di Aquileia, di cui tra l'altro tu sei l'autore. È stato bello e stimolante e gratificante da parte del Circolo Culturale La Barca collaborare insieme in questo tuo tempo di mandato al sindaco ad Aiello, nonché assessore alla cultura. Le comunità di Aiello e Ioannis ne hanno beneficiato tanto, veramente tanto. Grazie Andrea dal Circolo Culturale La Barca per tutto quello che hai fatto e siamo certi continuerai a fare per il bene ed il bello di Ioannis e Aiello. Il Circolo Culturale con Aurelio e tutto il direttivo. Della serata, lo studio danza di Palmanova che prego di venire qui per un saluto ufficiale. Ringrazio il nostro reverendo che non vedo più, ecco laggiù, Don Federico Basso che ci ha portato all'essenza dell'uomo con le sue parole. Ringrazio Barbara Aurizzi che ci ha fatto camminare pur stando seduti. Ringrazio ovviamente Andrea Bellavite. Ringrazio Lucia Di Giorgio, che non la vedo, laggiù, la maestra di queste splendide ragazze che hanno danzato per noi. Ringrazio tutti voi che siete stati così numerosi, attenti e il cuore si è sentito che si è allargato. Io chiudo la serata invitando Andrea che sorvoleva. Siccome Aurelio regala sempre qualcosa a qualcuno, questa sera io ho pensato di regalare qualcosa ad Aurelio. E non solo ad Aurelio, ma anche a tutte le altre persone che sono qui, magari un po' in rappresentanza. Perché mi sono ritrovato nella riflessione che avete scritto sulla dedica a questo bellissimo libro di uno che secondo me è il più grande studioso della Basilica di Aquileia. E quindi la ricambio con una dedica che però chiunque riceverà il libro se la lega a casa perché è un po' meno poetica. Allora, cominciamo alla Lucia, volevo dargli 2 libretti. Lucia ci sono anche i fiori per te. Perché camminiamo nella vita, a cui faceva già riferimento prima la Barbara. Poi a Don Federico, se ancora in zona, volevo regalargli un libro su Don Milani che era costui. Qua invece gliela dedica. A te Federico, un libro per conoscere meglio un grande prete e un grande maestro. Con l'augurio di una vita piena di bellezza, di passione e autostima e intensa sincerità e lealtà, con molta amicizia. Grazie. Questo è un vocabolario per alpinisti in sloveno, tedesco, serbo e naturalmente italiano. Te Barbara, con gratitudine per questa disponibilità e con tanti bei ricordi delle nostre trasmissioni, con simpatia, amicizia ed eccetera. Questo ti può servire quando chiamerai qualche alpinista di un'altra lingua. Ci sono tutti i vocaboli riguardanti la montagna tradotti in queste varie lingue. Poi naturalmente Aenza è molto personale, quindi le regalo molto volentieri questo libro, augurando a tutti quello che c'è scritto qua, La vocazione di perdersi, piccolo saggio su come le vie trovano i viandanti, non i viandanti trovano le vie, ma le vie trovano i viandanti.
con tanta amicizia e faccia qualcosa di più personale. Ecco, credo di non aver dimenticato nessuno, grazie veramente tanto. Ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, a Daniele che ha ripreso tutta la serata, che ci ha aiutato a sistemare la sala, eccetera, poi a risistemare tutto per lasciarla per i nostri giovani che ne usufruiranno. E io chiudo la serata